Sono venuta ieri con mia figlia e abbiamo detto non andiamo via finché non si risolve un po' questo problema, che è un problema. Non è che io non voglio pagare, io pago le mie, non quelle degli altri. Anziana appena diventata vedova, costretta a vivere al freddo perché la società del gas gliel'ha chiuso all'improvviso. Esasperata e disperata, una 72enne si è rifiutata di passare un'altra notte al freddo nella sua abitazione di Favaro Veneto e ha deciso di stabilirsi negli uffici di Adico. Un trasloco che, secondo la volontà della signora, durerà finché la situazione non verrà risolta e la sua utenza riattivata. Io ho bisogno del gas perché devo scaldarmi, lavarmi, mangiare, perché non posso stare così. E nel frattempo cosa fa? E cosa faccio nel frattempo? Mi arrangio, mangio panini e tramezzini, quello che posso. Però non posso stare perché la casa giorno per giorno si raffredda. Non so io se i loro familiari avessero questo problema. Tutto è cominciato nel 2011, quando la donna si è vista arrivare a casa 3 bollette intestate a un contatore diverso dal suo sulla stessa via. La società, in questi anni, non ha mai risposto ai figli della signora che chiedevano spiegazioni e soprattutto le bollette corrette. Dal 2011 a oggi abbiamo fatto tutto il possibile per mettere la parola fine alla vicenda, sottolinea Garofolini. Raccomandate di sollecito, diffide per richiedere l'invio delle fatture corrette e contestare il debito relativo allo scambio di utenze. Abbiamo anche mandato lettere al garante per l'energia elettrica e il gas. Tutte azioni che non hanno sortito l'effetto desiderato, nonostante la società abbia già ammesso lo sbaglio. Qualche giorno fa, a sorpresa, è arrivata la beffa. È stato staccato il gas, anche se la 72enne ha sempre pagato le sue bollette. Certamente domani, quando il contatore sarà riattivato, e speriamo presto, valuteremo per promuovere un'azione giudiziaria nei confronti dell'ENI affinché questa signora possa avere un adeguato risarcimento.